SMS poi scorreranno al termine delle edizioni serali dei nostri telegiornali. Giovani e lavoro. Secondo un'indagine, una ricerca commissionata dalla Lega Nord per SVG, emerge che i giovani veneti sì, hanno voglia di lavorare, ma non sembrano aver bene idea di dove andare a mettere le mani, insomma di dove cercare. Ma sentiamo il servizio. Il Veneto può ancora dirsi la locomotiva d'Italia. Almeno secondo i consiglieri regionali della Lega Nord, che a supporto di questa loro convinzione hanno presentato gli ultimi dati elaborati dalla Plancia, lo strumento statistico sviluppato su mandato del gruppo consiliare e coadiuvato per l'occasione da uno studio SVG. Il tasso di occupazione è al 65%, 8 punti sopra la media nazionale, le donne occupate sono però solo il 54% contro il 46% della penisola, mentre negli ultimi 3 anni il livello di disoccupazione è salito di un malinconico 25%, ma a preoccupare sono soprattutto i giovani. La disoccupazione giovanile comunque è al 26% e il numero delle persone che sta cercando lavoro trova lavoro sempre più lentamente, perché il 50% dei giovani riesce a trovare lavoro, sta cercando lavoro da più di 6-8 mesi, però c'è anche un dato positivo, cioè i giovani veneti non sono degli scansafatiche, cioè i famosi giovani di cui si parla tanto che né studiano né lavorano in Veneto sono appena il 4%, quindi una cosa fisiologica. E se i giovani veneti hanno più voglia di lavorare rispetto ai loro coetanei nel resto d'Italia, spesso questa voglia si infrange contro difficoltà finora poco note, messe in luce proprio dallo studio commissionato dalla Lega. La difficoltà, per esempio, dei giovani di trovare strumenti per poter ricercare lavoro, cioè non sanno dove andare per cercare lavoro. Quindi significa che anche i centri per l'impiego non funzionano molto bene, manca informazione, quindi noi dobbiamo cercare di mettere i giovani a contatto con le imprese per metterli nel mondo del lavoro. E continuiamo a parlare in qualche modo della situazione economica con la manovra del governo. Questa mattina